E oggi pomeriggio continueremo con il nostro viaggio musicale, con le lezioni del nostro professore. In realtà non sono delle lezioni, sono delle conversazioni, sono delle curiosità che il professore chiarisce dopo ogni visita che facciamo nelle città. Oggi ci aspetta la musica ambulante detta posteggia. Il tema che abbiamo trattato è quello della musica ambulante, una musica che si svolge in esterno, una musica che non è una musica sedentaria dei luoghi chiusi, ma la musica delle piazze, la musica dei mercati, la musica delle stazioni marittime. Anche quest'anno fortunatamente con la sua tamborra e con tutte le persone che vogliono imparare, perché comunque è uno strumento affascinante, particolare, e naturalmente tu passo passo gli insegni delle cose, le cose basilari naturalmente. Certo, partiamo dai colpi, proprio dai colpi e dai movimenti basilari, anche per non spaventarli, perché a volte c'è qualcuno che si avvilisce e dice no, forse non è uno strumento che fa per me, invece man mano portandoli pian piano per la strada che mi conviene seguire, li faccio arrivare poi alla fine che riescono anche ad eseguire i brani che si faranno alla fine della crociera, tipo Tammuriata Nera, che è il brano più orecchiabile e più conosciuto, riescono a seguire ritmicamente le varie sezioni del pezzo, quindi facciamo una sorta di saggio finale. Tu sei una cosa grande per me, cosa che tu stessa non sai. Posteggiando la Turchia, la Grecia, l'Albania e il Montenegro, domani arriveremo a Dubrovnik. Un pullman ci verrà a prendere e ci porterà direttamente al comune di Dubrovnik, dove avremo uno scambio di doni tra la nostra rappresentanza e quella del comune di Dubrovnik. Una volta sola, sicura, tu stai tremando. Ciao, siamo qui a Dubrovnik, siamo con tutto lo staff. Thank you still again, and now I would like to hear some about you and your team. Grazie per la vostra accoglienza. Noi siamo qui come delegazione di artistico-culturale della città di Napoli. Non è la prima volta che veniamo qui a Dubrovnik, la scegliamo in particolar modo Dubrovnik per la sua bellezza
e anche perché la sua conformazione geografica ricorda molto le nostre città belle italiane. Qui abbiamo musicisti, cantanti, pittori, scultori, artisti, rappresentanti del mondo della cultura napoletana, quindi sarebbe veramente una bella cosa poter creare una settimana, un long weekend dedicato tutto a uno scambio culturale tra la città di Dubrovnik e la città di Napoli. Quanta malinconia, se giro una sala, se la cerca fortuna, ma quando è spontanea, lontana Napoli se può stare. Saluto Napoli Live, ciao ragazzi. Da Dubrovnik. La Dubrovnik. Cravatta croata di Dubrovnik di 2 anni fa che ha riconfermato il successo. Ha portato fortuna perché le autorità locali ci hanno riconfermato la loro simpatia, anzi questa volta siamo stati ancora più bravi perché invieremo un bel progetto con tutti i nostri artisti e quindi sicuramente cercheremo di fare una bella settimana della cultura napoletana qui a Dubrovnik. Ovviamente Napoli Live ci seguirà, Fiorenza Calogero ci sarà, tutti i pittori, gli artisti, torneremo qui a Dubrovnik. Cantammo e suonammo pure qua, non mi preoccupo. Quanta malinconia, se giro una sala, se la cerca fortuna, ma quando è spontanea. Lontana Napoli non si può stare. Santa Lucia Trina, sulla poche mare, ma più lontana sta, più bella pare. Domani arriveremo nella bellissima Venezia, anche questa città di mare che ha tante cose insieme a Napoli che sono delle città favolose. Il mare che la fa da padrone, perché le città di mare sono comunque le città più belle in assoluto, perché hanno sempre qualcosa in più rispetto agli altri. Stasera grande concerto finale, conclusivo, quello di Eddie Napoli, il nostro testimonial, anzi già c'è tutto il fermento a bordo perché anche le persone che lavorano a bordo stanno aspettando l'arrivo del nostro testimonial. Questo concerto come comincerà, con quali canzoni, quale sarà il percorso musicale, questo viaggio che ci porterà appunto in questa traversata poi verso Venezia? Il concerto si chiama e si chiamerà anche in futuro Anima e Cuore, perché con l'anima e col cuore noi possiamo arrivare dappertutto. Assolutamente. Possiamo abbattere ogni tipo di barriera
possiamo vestirla davvero di bellezza, possiamo vestire di orgoglio per la nostra terra, per la nostra canzone. L'anima e il cuore è la chiave di tutto, e quindi approfittando di questa bellissima canzone poi scritta negli anni 50 cominciamo con questo tour partendo dalla MSC con la 6ª edizione della Voce di Napoli, Anima e Cuore. Quale canzoni ascolteremo? Anima e Cuore. Non solo. Ma c'è così, non ecco, non c'è siamo più, mancano, studiano, si vede, ma fa paura. Campo con te, sempre con te, non morire. Lasciati ma fa parola, se io bene può cantare un respiro. Vabbè, sicuramente sì, la Luna Rossa ci sarà sempre. La Luna Rossa a bordo della MSC sicuramente. Poi voglio dire, come non cantare la canzone che scrisse mio padre con Vian, no, tante altre belle canzoni. C'è stata una rielaborazione di Fanesta Vasce che io già da un paio di anni faccio sempre perché è emozionante, è molto bella, e tocchiamo poi con la musica, andiamo a toccare, grazie a quest'anima e questo cuore, anche all'internazionalità della canzone e di questa nave, di questo progetto che è la 6ª edizione. Tocchiamo con la canzone napoletana vari punti del mondo, cercando di contaminare giustamente questa canzone.